L'assessore comunale Boraso replica al servizio di Report sulle trattative di vendita dell'area dei Pili. Diffamazione pesante nei miei confronti, agirò con i legali, ho le prove. La sicurezza dei cittadini a partire dallo spaccio di droga a Mestre tra le priorità del nuovo prefetto di Venezia, Darco Pellos, primo incontro con i residenti di Via Piave. Il porto di Venezia segue con preoccupazione gli assalti jihadisti alle navi in transito sul Mar Rosso, situazione preoccupante per la portualità del Mediterraneo. Un'ampia rete di pedopornografia online con ramificazioni in Italia e all'estero è stata stroncata dalla Procura di Venezia dopo un'indagine di 6 mesi, 28 gli arresti, tra cui 2 a Venezia. La Guardia di Finanza ha sequestrato nel fine settimana circa 140.000 articoli tra abiti, giocattoli e decorazioni natalizie, tutti fuori norma. Continuano le iniziative benefiche del CC Motor Day di Venezia. Nei giorni scorsi hanno consegnato un importante strumento all'Istituto Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo subito con la cronaca di cui sta tenendo banco in questi giorni. L'assessore comunale Boraso replica al servizio di Report sulle trattative dell'area dei Pili. Sentiamo. Mi difenderò con i miei legali, ovviamente querelando questo signor Vanin per le dichiarazioni infamanti, tra l'altro una persona che non smentisco di aver conosciuto 7 anni fa, però sinceramente è inqualificabile, sono inqualificabili le affermazioni. Replica così l'assessore comunale Boraso al servizio della trasmissione Report sulle trattative nel 2016 per l'area dei Pili tra l'imprenditore di Singapore e il sindaco Brugnaro, e per cui all'indomani le opposizioni ne hanno chiesto le dimissioni, mentre lui si è difeso parlando di strumentalizzazioni. Al centro di quel servizio anche il ruolo dell'allora ex assessore al patrimonio Boraso, che avrebbe incassato 2 assegni per un totale di 70.000 euro per una consulenza da una società in rapporti col cinese Wong. Non sono 70.000 euro perché l'IVA si versa allo Stato, ci sono 12.000 euro di IVA che, scusatemi la precisazione, non ho incassato l'IVA l'ho versata allo Stato. Credo che sia praticamente impossibile che il sottoscritto assessore 7 anni fa abbia influito sulla perizia di stima del Palazzo Papadopoli, ma non perché voglio difendermi, basta chiederlo ai 3 funzionari del Comune di Venezia, persone stimate e serie, che hanno curato la perizia giurata di quell'immobile. Mai e poi mai sottoscritto abbia influenzato quella perizia per consentire di agevolare un'asta pubblica che poi ha comprato un signor cinese che io minimamente conosco. Talmente oscura la vicenda che ho fatto effettuare un contratto e poi sono stato regolarmente pagato con delle relazioni consegnate. Le tangenti si svolgono in altra maniera in questo paese. Poi aggiunge: so che questo personaggio ha procedimenti pesanti per bancarotta fraudolenta in corso e altre vicende personali per denunce di ogni ordine e grado. Ho sentito anche il dottor Ranucci di Report, ha detto che darà adeguata replica perché forse non si è informato sull'attendibilità della fonte e della persona. A volte dico sempre, è capitato anche a me, che prima di comunicare con certi personaggi bisogna informarsi con chi si ha a che fare e con chi si ha di fronte. La sicurezza dei cittadini tra le priorità del nuovo prefetto di Venezia. La sicurezza per i cittadini è un motivo di serenità, un motivo di tranquillità, e poter lavorare in sicurezza significa in qualche maniera poter agire ogni giorno nel rispetto delle leggi, poter anche produrre di più, realizzare quello che è il requisito fondamentale che ci viene richiesto dalla Repubblica, che è poter lavorare. C'è la sicurezza in cima all'agenda del nuovo prefetto di Venezia, Darco Pellos. Non a caso, raccogliendo il testimone del predecessore Michele Di Bari, una delle sue prime uscite è stata in quella Via Piave, diventata nota a livello nazionale come capitale dello spaccio di droga nel nostro paese. Io ho trovato una situazione abbastanza rasserenata su certi punti di vista rispetto a alcuni servizi che avevo visto. In qualche maniera
l'azione deve essere condotta ulteriormente ad ulteriori conseguenze, quindi bisogna continuare su questa strada, contrasto. C'è poi un'altra criminalità, forse meno evidente, ma altrettanto se non più pericolosa, quella dell'infiltrazione, se non addirittura del radicamento delle grandi associazioni malavitose nel tessuto economico del territorio. Non vedo dei fenomeni evidenti, ma credo che la magistratura da questo punto di vista stia lavorando per mantenerci in condizioni di sicurezza. L'attività di prevenzione che viene svolta dalle forze di polizia e dalla prefettura è un'attività costante. A lungo tema caldo, l'immigrazione non rappresenta invece, perlomeno in questo momento, un'emergenza. In questo momento nella nostra provincia vediamo che c'è una situazione che stiamo gestendo, ecco. Poi il tema dell'immigrazione è un problema planetario, vedete come tutti gli stati in qualche maniera si siano coinvolti e la risposta non può essere soltanto italiana, ma deve essere un po' di tutti. Gli assalti alle navi in Mar Rosso, la preoccupazione del presidente Di Blasio. Ci stiamo sentendo con gli altri presidenti in queste ore, alcune compagnie di navigazione stanno optando per non percorrere il canale di Suez, in quanto alcune navi sono state oggetto di un'aggressione da parte di alcuni miliziani, e quindi le navi stanno, alcune, scegliendo di fare il periplo del continente africano. Alcune compagnie leader nei trasporti via mare hanno dunque interrotto i passaggi dall'area. Questo comporta un impatto diretto non tanto per Venezia, evidenzia Di Blasio, quanto per la portualità del Mediterraneo. Ne risentirebbe pesantemente laddove ci fosse un protrarsi della situazione, perché a quel punto ovviamente i collegamenti con i mercati europei sarebbero più convenienti andare direttamente nei porti del Northern Range, quindi avrebbe meno la convenienza all'attraversamento, no, anche ferroviario, che abbiamo noi come posizionamento italiano. Quindi stiamo guardando a questa situazione con grande preoccupazione. Di Blasio ha affrontato la questione a margine della conferenza di fine anno al porto, da cui è emerso nel corso del 2023 un calo del 6,7% nelle movimentazioni delle merci. Ma in quest'ottica ci si muove con grandi investimenti per rilanciare. Abbiamo presentato le attività che io sto svolgendo come commissario di governo per Monte Sindial, che è un'area all'interno del porto su cui abbiamo pubblicato il bando, diciamo, più importante mai pubblicato come autorità portuale. Abbiamo dedicato circa 290 milioni di euro a quest'area, il cui investimento è comunque più grande, coinvolgeremo anche i privati. Prosegue l'attività del commissario crociere e stiamo pubblicando il bando per la progettazione della nuova stazione marittima a Marghera, canale Nord lato nord, per 2 accosti da 300 metri, e questo si aggiunge a tutti gli studi, tutte le progettazioni che abbiamo lanciato per quanto riguarda la manutenzione dei canali, quindi grande focalizzazione sui traffici, ma anche focalizzazione sulla consapevolezza di operare in un ambiente naturale molto delicato. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Proseguiamo con le notizie. Vasta operazione contro la pedopornografia, ci racconta tutto Filippo Fois. 28 persone sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico in un'ampia e complessa operazione diretta dalla Procura di Venezia in 38 province italiane. 2 degli arrestati sono residenti nel veneziano, altre 23 persone sono state denunciate. L'indagine, condotta sotto copertura per oltre 6 mesi dagli agenti della Polizia Postale di Venezia su una nota piattaforma di messaggistica, ha permesso di monitorare circa 130 spazi virtuali frequentati da utenti di tutto il mondo per lo scambio di migliaia di foto e video di abusi su minori, soprattutto in tenera età. Nella fase esecutiva dell'operazione, che ha impegnato circa 200 agenti di polizia postale, sono stati eseguiti oltre 50 decreti di perquisizione. Si tratta di uomini tra i 16 e i 73 anni dai profili eterogenei per istruzione ed estrazione sociale. Centinaia di utenti esteri identificati durante le indagini sono stati segnalati alle forze dell'ordine della propria nazione attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia.
La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato nel fine settimana circa 140.000 articoli, a cui si sommano quelli sequestrati precedentemente, per un totale di circa 260.000 pezzi tra bigiotteria, giocattoli, decorazioni natalizie senza le indicazioni previste dal codice di consumo. A Venezia i finanzieri hanno controllato 5 negozi riconducibili a un gestore italiano, sequestrando più di 10.700 prodotti. In terraferma invece un negozio gestito da un cinese sono stati rinvenuti oltre 5.000 addobbi natalizi senza requisiti di sicurezza, operazione che ha riguardato anche Mira, Dolo e Marcon. E continuano le iniziative benefiche del CC Motorrey di Venezia. Vediamo. Abbiamo voluto continuare a contribuire nel nostro piccolo nel donare uno strumento, in particolare questa volta una videocamera che è stata applicata a uno strumento di ricerca. Questa cosa è stata possibile grazie a un evento organizzato nel mese di agosto. La sezione Venezia CC Motor Day ha donato un nuovo strumento all'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova. È una telecamera che verrà installata su un microscopio che noi chiamiamo invertito e che servirà per fotografare oppure anche fare dei piccoli filmati delle cellule dei tumori pediatrici che abbiamo in laboratorio e che crescono. È uno strumento che noi consideriamo appunto fondamentale, perché tante volte l'attività che noi facciamo farmacologica preclinica su queste cellule ha bisogno proprio di una fotografia immediata dell'effetto che ha. Da anni vengono raccolti fondi da destinare alla ricerca scientifica per sconfiggere le malattie pediatriche grazie alle donazioni come questa. È un centro di eccellenza, la responsabilità è grande, così come grandissima è la responsabilità, ma soprattutto l'impegno che profondono tutti i giorni i circa 200 ricercatori dell'Università di Padova, che portano avanti tutto quello che è nelle loro possibilità per far sì che la ricerca faccia ancora di più passi da gigante. E per questa edizione è tutto, vi lascio al meteo, una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Regime anticiclonico in lieve diminuzione, tuttavia il tempo si manterrà stabile. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì 20 dicembre. Sul Veneto il cielo si presenterà molto nuvoloso e a tratti coperto al mattino. Sono attesi dei banchi di nebbia sulle zone pianeggianti. Dal pomeriggio invece, e ce lo mostra la grafica, il cielo sarà via via più soleggiato. Temperature in lieve calo, minime tra lo 0 e 1 grado, massime tra 5 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo nubi basse e possibili nebbie inizialmente. A seguire più sole e cielo in genere poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 9-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Il cielo sarà attraversato da delle nubi, ma prevarrà comunque il sole. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 9-10 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago.